Brenda Moreira, Barca, Brenda Moreira di prima per Barbara Masaro, intercetta la 21, poi sbaglia il Verona, Brenda Moreira, deviazione, palo! Audace Verona lo andrà a battere Putov, entrata da pochi secondi in campo, c'è il taglio, ecco la Conticelli, una delle eroine della Supercoppa vinta contro il Cagliari. 1-2 che non va a buon fine però con la Siglari, di tacco straordinaria, Tosetto per Melissa Barban, assist geniale, tocco dolcissimo ad infilare Yeneba, passa avanti il Verona, è 0-1. Barca, Siglari, non look verso Bedigna Costa che si gira e calcia, e questa volta fa tutto bene Bedigna Costa, è 1-1. Persiano, due tocchi, si torna dal suo capitano Putov che sbaglia, qui Bedigna Costa ha strappato il pallone ma non è riuscito a servire la sua compagna, qui Verdù, attenzione perché vince il rimpallo, Verdù stava per fare un gol incredibile. Siglari, Jennif di prima, si schianta ancora addosso al muro veronese, poi Siglari, passa, Siglari, Verdù va profonda alle parti di Maretti, ottimo l'aggancio, Maretti! Torna avanti il Verona con la numero 21 Maretti, stop delizioso, la bomba sotto la traversa, vale il nuovo vantaggio per la squadra di Andrea Rossi, è 1-2. Brenda Moreira, ultima chance per la Lazio, Siglari per Bedigna Costa, Verdù l'ha presa! Si attende solo il fischio dell'arbitro che arriva ora. Siglari assiste sulla destra Brenda Moreira che passa, Moreira dentro! E Bedigna Costa infila in porta la sua doppietta personale, è 2-2. Non credo che l'abbia presa Verdù, ma Verdù ha preso Tosetto e l'ha lanciata addosso al pallone. Siglari in mezzo a due, passa, poi tocca il pallone, quanto basta per Brenda Moreira che mette dentro, ma c'è l'autogol del Verona, passa avanti la Lazio a 12:17 dal termine. L'autogol è di Natasha Barban. Persiano all'indietro da Verdù, lo stop non è dei migliori, Bedigna Costa gli cippa il pallone e poi di testa manda fuori, aveva tutto il tempo per mettere giù e concludere a porta vuota, sbaglia Bedigna Costa. Jennif, Barca, tunnel di Brenda Moreira, poi l'assistenza per Ruffini, il pallone che non è entrato, e Verdù che scaraventa fuori dalla parte opposta alla sfera. Seconda chance, questa volta in zona laterale per il Verona, Partene chiude, poi là destro, pallone che rimane lì e di tacco segna il Verona, segna Tosetto, è 3-3. Poi Tosetto, Ferrari costretta a concedere poi il pallone a Brenda Moreira, situazioni di 2 contro 2, Bedigna Costa, tunnel, Bedigna Costa vince il rimpallo e mette in porta la sua tripletta, è il pomeriggio di Bedigna Costa, torna avanti la Lazio, 4-3. Conticelli, Siglari di prima ancora ad innescare il fisico di Bedigna Costa e poi il destro secco di Valentina Siglari, segna ancora la Lazio, è 5-3. Sbaglia il Verona, Conticelli, la parte è vuota, Conticelli, ma che bellezza, il mancino di Sara Conticelli, è 6-3. Mancano 3 secondi al termine, la Lazio è vicinissima al primo successo in casa di questa stagione, suona la sirena ed è l'ultima del 2025 per Lazio e Audace Verona. Termina qui l'anticipo della 9ª giornata di Serie A femminile, la Lazio ha ribaltato lo svantaggio del primo tempo grazie ad un pomeriggio enorme di Bedigna Costa.